questa pioggia? Cambierà qualcosa nei programmi, nei 90 minuti in campo? No, perché non possiamo mettere i telloni per non far scendere la pioggia. No. Ci stiamo preparando bene, si avvicina sempre di più questo traguardo, la tensione sale, quindi sappiamo di dover lavorare ancora di più con intensità e scrupolosità per cercare di limare tutti i piccoli errori che fai. Però ho detto siamo in linea con quello che ci eravamo prefissi, quindi domani un'altra finale, ce ne mancano 6, speriamo di raccogliere i più punti possibili. Ho visto questa settimana una tensione comunque positiva. No, la squadra si sta allenando veramente bene, gli devo dire grazie perché nonostante che la tensione sale, loro rimangono tranquilli, ascoltano, ci mettono sempre qualcosa di più, la prestazione secondo me di Mestre ha dimostrato, siamo stati l'unica squadra a non fare mai tirare in porta, abbiamo creato, non abbiamo raccolto quello che ci eravamo prefissi, però un punto nella giornata è stato buono perché le altre hanno fatto come noi e quindi proseguiamo su questo, senza guardare gli altri ma guardare noi stessi. È chiaro che questa è una settimana un po' particolare perché parecchi giocatori sono ai box e questo mi dispiace. Ecco, com'è la situazione? Allora, Trevisan e Bellingheri squalificati, poi chi è che diciamo non è il meglio comunque? Non c'è Salviato, non c'è Mandorlini, non c'è Zirkov, mezzo e mezzo è Gliozzi che ha fatto un allenamento solo ieri e poi anche Contessa ha fatto solo un allenamento e quindi siamo in emergenza, ma l'emergenza non ci deve spaventare, anzi ci deve far alzare di più l'attenzione. Questo Pordenone, insomma, lo diciamo da un po' di settimane, ma adesso sta andando anche bene dal punto di vista dei risultati. Il Pordenone era una candidata a vincere il campionato, come era il Padova, come era il Feralpi, come era il Vicenza, come erano tante altre. La stagione non gli è andata nel migliore dei modi, hanno fatto un cambio di allenatore, adesso c'è un altro e adesso stanno raccogliendo quei frutto di quei giocatori che hanno seminato, perché mi sembra che a gennaio hanno preso giocatori anche importanti, ce n'erano già all'inizio e quindi è una squadra da prendere con grande attenzione, anche se i punti fra noi e loro sono tantissimi. Però sappiamo che le insidie sono dietro l'angolo, perché quando hai giocatori di calibro di Gerardi, Nociolini, di De Agostini, di De Stefani, insomma gente che questa categoria l'ha vinta, che ha giocato in categorie superiori, quindi sappiamo che sarà una partita difficile, si può vincere anche al 95esimo, se non si vince dovremo arrivare a un altro pareggio, sarà un altro passettino verso la meta, però noi domani dobbiamo cercare di ottenere questi 3 punti perché darebbe un'altra ulteriore pedalata verso questo traguardo. Ecco, però con calma, nel senso con pazienza, una partita da leggere tecnicamente anche in questo, che magari c'è stata un po' di fretta, magari penso a una partita di qualche giornata fa. L'unica partita che forse avevamo avuto fretta è stata con il Teramo, sì. E poi abbiamo creato tutti i presupposti per perderla. C'è stata una concatena di situazioni che ci ha permesso di perderla. L'ultimo periodo invece ho visto una squadra molto attenta, perché noi veniamo da una vittoria di Bassano e 2 pareggi contro squadre forti e quindi vuol dire che la squadra ha migliorato ancora con maturità e fra Bassano, Feralpi Salò e Mestre il nostro portiere è stato inoperoso, abbiamo preso solo gol su rigore e quindi vuol dire che la squadra sta cercando di interpretare nel migliore dei modi quello che facciamo in allenamento, perché adesso ogni particolare, ogni situazione determinerà la sconfitta, la vittoria, perché più le partite si assottigliano, più le squadre hanno attenzione in tutti i campionati e ancora di più quando cerchi di vincerlo oppure cerchi di mantenere una posizione che può essere la salvezza o la posizione playoff. Lo diceva l'altro giorno, gli episodi quindi faranno la differenza nelle ultime 6 giornate? Nel calcio sicuramente gli episodi come un fischio a favore o contro. Quindi dobbiamo essere bravi anche a assorbire questo, dobbiamo sapere che anche se qualcosa all'inizio ci è contrario sappiamo che possiamo ribaltarlo in qualsiasi momento con la dedizione, la concentrazione, con la voglia, abbiamo una condizione ottimale. È chiaro che adesso siamo in difficoltà numerica, però questo non ci deve far sì che ci dia ansia o preoccupazione, ci sono altri giocatori che hanno giocato meno, potrà essere il loro momento. Adesso questa partita siamo veramente pochi per i determinati ruoli. Convocati oppure neanche convocati? A che problemi hanno accusato? Visto che comunque l'altro giorno erano in campo. Sì, dopo l'altro giorno, dopo la partita del Mestre hanno accusato affaticamenti muscolari e quindi ho detto non bisogna rischiare per perdere tutto il campionato.
Fatto sa che l'allenamento dell'altro giorno che hanno fatto la partita, no, Mandolini sì. Non mi sembra che l'abbia fatto. No, Mandolini ha fatto corso un po' a parte. Ecco. Salviato però c'era. Salviato c'era, evidentemente anche quella partita lì gli ha creato qualche problema che ieri non riusciva neanche a corricchiare, e quindi abbiamo deciso di tenerli, perché c'è il rischio di averli persi per tutto il campionato, e quindi dobbiamo essere attenti su tante valutazioni. Poi è meglio avere giocatori sani che hanno giocato meno, che giocatori mezzi e mezzi che ti danno quella paura di perdere tutte le partite, e quindi domani perdiamo degli interpreti proprio in determinati ruoli. Quindi dietro domani nella scelta o potresti mettere Fabris come terzino destro con, non so, dico Cappelletti e Ravanelli in mezzo, oppure Cappelletti a destra come ha fatto alcune partite prima dell'arrivo di Salviato, e in mezzo Russo e Ravanelli. Abbiamo provato tante situazioni e quindi chiaramente non le dico oggi, però ne abbiamo provate tante, questa è un'altra, ce ne sono altre dentro che mi hanno dato la possibilità di provarle in questi giorni, quindi oggi ancora di più dovrò provare quelle soluzioni, poi domani tireremo le somme, io tirerò le somme e cercare di mettere la migliore formazione, perché ultimamente ho detto che la squadra mia non ha sbagliato niente. Poi se veniamo da 2 pareggi e una vittoria, ben venga ancora di fare altri risultati positivi, però ho detto domani bisogna sbagliare meno possibile, però domani c'è una carestia per determinati ruoli. La difesa 3 è stata solo temporanea per Maestro oppure No, la difesa 3 è un'arma importantissima che l'avevo abbandonata se non rispolverarla in partita in corso, e mi ha sempre dato delle grandi certezze. Noi ci ricordiamo la prima partita che abbiamo perso, quindi tutti pensano che sia un modulo difensivista e che porti male. Assolutamente, la difesa 3 è tutt'altro che difensivista, tutt'altro. E quindi, siccome l'ho sempre portata avanti, perché non è che la rispolvero 20 minuti, perché io durante la settimana poi la provo, poi la rimetto, poi la riprovo, poi arrivo al giorno della partita che ai ragazzi gli dico questo. È un'opzione che mi porto dietro, consapevole che la partita di Mestre mi ha dato una certezza importante, che non hanno tirato in porta, e quindi vuol dire che potrebbe essere una strada percorribile per il proseguo del campionato. Poi anche per tante cose che voi non ci fate caso, ma il terzino destro, mancando Salviato e Mandolini, mi si viene a sottigliare a un giocatore, e quindi non sicuramente Fabris, Zambatara. Potrebbe essere Zambatara, potrebbe essere Cappelletti, ma Cappelletti poi perdo in mezzo della sua fisicità, e quindi c'è tante cose da valutare. E quindi Fabris, visto che c'è un po' di, non dico emergenza, però qualche assenza anche a centrocampo, può rientrare in gioco nel ruolo di mezzala? Può rientrare in gioco nel ruolo mezzala, può giocare, ho detto, esterno da alto, un po' tanti ruoli. I miei giocatori devono essere duttili, devono sapere interpretare tante situazioni, perché le proviamo in allenamento. Poi se in una partita uno gioca 5 metri più dentro, più fuori, e non fa la prestazione, è colpa dell'allenatore che non gliel'ha insegnato durante la settimana. Però penso che i giocatori, quando vengono schierati in partita, lo hanno fatto, e non è una cosa estemporanea così, dice adesso lo metto qui, no, perché l'abbiamo provato, quindi la soluzione mi ha dato delle certezze, poi non sempre si ottiene dei risultati.